Iniziano bene le squadre agrigentine del campionato di promozione Girone A, Camarat e Raffadale. Entrambi hanno vinto e capeggiano l'alta classifica dopo la prima giornata. Sofferta la vittoria per il Camarat di Mimo Bellomo, che sotto due reti, la prima su autorete di Lafar e il raddoppio di Pisciotta, riesce prima ad accorciare con Cancemi e poi divora la rete del pari sbagliando un calcio di rigore con il prima per atterramento di Tortorici. Il pari arriva comunque nel secondo tempo grazie ad un calcio di punizione di Muratore. Sulle ali dell'entusiasmo il Camarat effettua il sorpasso 2 minuti dopo con Ebrima. Per quanto riguarda il Raffadale di Angelo Mercante, la compagine giallo-verde passa in vantaggio al 65esimo e con un beffardo tiro di Curabba. Il raddoppio è di Sicurella che sfrutta un perfetto assist proveniente dalla sinistra. Il fulgatore di mezzo alle distanze sul calcio di rigore trasformato da Stabile per fallo su Genna. Infine ancora Curabba che fissa l'1-3 definitivo con un tiro all'incrocio dei pali. Comunque questi sono i risultati maturati dopo la prima giornata di campionato. Città di Carini Casteldaccia 1-2, Fulgatore Raffadali 1-3, Ganci Alcamo 3-1, Camarat Folgore 3-2, Partinico Audace Resultana 0-2, Castelbuono Lascari 0-1, Villabate San Vito Lo Capo 0-2.